Le facce sono tutte preoccupate senza distinzioni, perché davanti allo spettro della paralisi economica totale non esistono più bandiere o colori politici, solo un coro di no alle scelte del governo, anche da chi al governo c'era fino a qualche mese fa. Perché noi abbiamo un taglio di 350 milioni di euro, il che significa che se dovessimo applicarlo oggi come previsto non poter aver più spesa libera, non aver più risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini. Un taglio di 350 milioni di euro infatti significherebbe mettere in ginocchio tutti gli enti locali, togliendo ossigeno soprattutto alle categorie meno abbienti. È ovvio che è una preoccupazione che forse non si sente ancora, ma che comunque è enorme, perché è evidente che non si riesce poi a sostenere anche e soprattutto la fascia più debole, che è il sociale. Sono, mi pare, 70 euro circa per ogni cittadino a livello regionale, che attraverso la regione ricadono sui comuni, e altri 40 rotti euro per ogni cittadino a carico dei comuni, quindi se fate un po' il conto è una cifra enorme. Una volta che dobbiamo confermare come enti le spese fisse, sono quelle dei dipendenti, dei mutui, delle utenze, il taglio diventa davvero drammatico e bisogna andare a tagliare in tutte quelle attività che caratterizzano le funzioni di un ente. Bisogna che i cittadini capiscano che nel Veneto, dove noi sindaci abbiamo sempre mantenuto fede al patto di stabilità, insomma alla riduzione della spesa corrente, ora questa manovra è talmente pesante qui nel Veneto che addirittura servizi essenziali come quelli del sociale verranno toccati se non cambia. Non è così in tutto il resto del Paese. È questa iniquità che non ci piace. Quello che disturba di più infatti e che ha spinto il sindaco di Treviso a tornare a parlare di disobbedienza fiscale è che la manovra non fa differenze. Regioni virtuose o con i conti in rosso, tutte sullo stesso piano. Nessuna dichiarazione di guerra però da parte del governatore, che punta a un maxi emendamento riparatore. Come Regione continuiamo a chiedere al governo di recepire nel maxi emendamento quella formula che noi vogliamo, che è molto chiara: premiare gli enti virtuosi, qui c'è un esempio eclatante che sono i comuni del Veneto, che sono molte realtà che noi conosciamo, e penalizzare gli spreconi.